Chi è che affitta i motoscafi qui? Io, dottor. Desidera? Ce l'avresti un cabinato? Come no, eccolo qui, venga. È questo? Sì. Ma questo è un barcone. Dottor, mi ha chiesto un cabinato? Un po' scarso di cuscini, eh? E che ci fa in mare quei cuscini? Sai, mi piace stare comodo. Quando sono al largo mi stacco dal timone e mi distendo a riposare. Un momento, dottor. Al timone ci sto io. No, non hai capito. Al timone, io. E allora io che Io? faccio, scusi? E tu vai in villeggiatura, fai quello che ti pare. Ah, dottor, non posso, non è permesso. E per questa barca ci vuole il patentino. Se lo sa la capitaneria mi fanno passare un guaio. Vabbè, ho capito. Quanto? Minimo 10.000 all'ora, dottor. Marianna, sii sincera con tua zia. Quante volte? Una volta sola, zia, te lo giuro. Quante storie, chissà cosa mi credevo. Stia zitta lei, mi lasci parlare. E dove? Nella cabina, Quale cabina? dove si ascoltano i dischi. Nemmeno la scusa del plenilunio hai. Ma allora è stata la prima volta che l'hai visto? Rispondi. Ah, non me l'avevi detto. Così cambia tutto, cara mia. Che cosa cambia, scusi? Il giudizio sull'uomo. Mi segua. Uno che entra in un negozio, chiede un disco, si fa accompagnare in cabina per ascoltarlo e quando è lì bacia la commessa, per me è un tipo in gamba. Ammettiamolo pure, a me è lei che interessa. Ma io dov'ero quel giorno? Stavi nell'altra cabina con una signora. Ti pare? Senti, cara, dimmi, è bello? Beh, per essere bello, è bello. Mannaggia, è pure bello. Ma allora se ha tutte queste qualità, ho ragione io. Dovevi resistere. Il disco era languido. Per me è una questione di metodo. Così marito non lo troverai mai. Disco languido, bell'uomo, cabina chiusa. E c'ha ragione la signorina. Ah, andiamo bene. Questa ascolta pure alle porte. Ma cosa aspetta il licenziato? E dove ne trovo un'altra? Insomma, la parola matrimonio, l'ha mai detta? Mai. Sfido io con quell'inizio. Beh, chi c'entra? Dopo non c'è più riuscito. Ma ci ha provato spesso? Figurati, quello non pensa ad altro. Ah, sì? Raccontami, dai. Dovunque siamo stati, al mare, in montagna. Beh, insomma, a un certo punto io sempre un letto mi sono trovata davanti. Che organizzazione. Sì, ma io mi sono stufata. Per me le domeniche sono diventate giorni di fatica. E tu riposati qualche volta. Ma, signorina Didi, bel consiglio. Ma, signorina Carlotta, cosa ha capito lei? Ma io mi riposo sul serio. Mi rimetto a letto a dormire e non ci vado più. Marianna, adesso esageri. Tu ci vai, resisti e intanto lo fai impegnare.
Signorina Carlotta, se crede, la posso accompagnare io, Marianna. Ah, brava, signorina Didì. Andate insieme e fatelo impegnare. Mi raccomando, fatelo impegnare. Maria Rosa, è pronta la colazione del dottor Gaspare? Scusa, ma oggi non eri impegnata con Ferdinando? Appunto. Sei sicura che anche oggi Battista ha organizzato qualche trappola? Ci puoi giurare. Mi vuoi portare in motoscafo? Tu soffri il mal di mare? Per fortuna no. Oggi lo devi soffrire. Perché? Perché è meglio se a un certo punto voi due scendete a terra, così tu stai tranquilla. E io nella trappola destinata a te ci metto il mio Ferdinando. Eccolo. Chi? Lui. Adesso cosa devo fare? Alzati. Andiamo che non c'è tempo da perdere. Smettila di mangiare. Mi fa un caffè, per favore? Un caffè! Se lei ci sa fare, quello con quella faccia lì se la sposa entro un mese. Non è niente male, eh? Si vede che è milanese. C'ha la grinta. Ma il fidanzato della signorina Didì è tutta un'altra cosa. È bello, gentile e istruito. Non è l'istruzione che conta. Ah, c'è posta. No, è del signor Gaspare. Da qua la consegno io. Lo sapevo, è di mamma, la santa femmina. Maria Rosa, non conosci la vita. Perché? Non si sa mai. Oggi sfotti uno, domani ti diventa parente. Mio no. C'è posta. C'è di mamma. Femmina santa. Grazie. Scusami, caro, se ti ho fatto aspettare. Ma figurati, amore, minuto più, minuto meno. Hai visto che bella giornata? Oggi ci divertiamo. Sali. Aspettiamo un momento. Eh? Aspettiamo un momento. Ma come sarebbe aspettiamo? Che cosa aspettiamo? Senti, ti dispiacerebbe dare un passaggio alla mia amica Didì? Ma è già tardi. E vabbè, diamo un passaggio a questa tua amica Didì. Dove dobbiamo accompagnarla? Viene con noi. Al mare? Ma questa viene a fare il terzo incomodo. Come sarebbe il terzo incomodo? La mia amica è molto simpatica, sai. Ma cosa c'entra? Io ho organizzato soltanto per noi due. E va bene, se c'è per due, c'è per tre. No, io t'ho capito. Tu sei da interdire. Ti saluto. E chi me lo fa fare? Ehi, se ne stava andando? No, faceva manovra, sai, per Ah. l'ombra. Che bella macchina. Già, tu non conosci Battista. Piacere. Ah, questa è Didì? Sì, Marianna mi parla sempre di lei. Già, sì. Salite pure. Grazie. Prego. Senti, caro, passiamo dalla casa antica. Ma no, facciamo più presto di qui perché dobbiamo passare dalla cassa antica. Dobbiamo andare a prendere il suo fidanzato. Che? Parlate piano, se no ci sente. Non ci credo, manco se me lo giuri. Te dico di sì, passavo, ho risposto io al telefono. E che cosa t'ha detto? Vorrei parlare col professor Aloisi, sono la signorina Didì. Come? Didì! Mi passi la comunicazione di sopra, per favore, è urgente. Pure urgente. Urgentissimo. Ehi, voi, avete finito là? Ecco, pronto. Sì? Buongiorno, professore. Le ho portato la guida del Palatino. No, grazie, oggi non mi serve. Va al mare oggi? No, detesto il mare. Preferisco la montagna, mi piace il fresco. Anzi, prendo anche l'impermeabile. E ci va solo? No, viene anche la mia fidanzata. Allora buon divertimento. Ma non siamo soli. Vengono altri nostri amici. Cerchi di non annoiarsi. Ah, scusi, Don Maurizio. Io ho detto ai miei amici di venirmi a prendere qua sotto, ma ho anche detto loro di aspettarmi all'angolo. Bene. Perché penso che i bimbi sia meglio ignorino la vita privata dei loro professori. Giusto. Più che giusto. Via! Scappa, caro professore! Se D di uguale BB, complimenti, professore. Che vuol dire? Didì è il nome della mia fidanzata. E BB? Bibi è uno scherzo dei bambini. Bertoldino. Bibi. Come Brigitte Bardot. È qui? Sì, aspettiamo che scenda. Ma che è uscita in pigiama? Chiediti quella bionda. Ma non vedi che sono bionde tutte e due? Deve essere qua dietro. L'uno o l'altra sono sempre buone. Ciao, Ti avevo detto, non qui da me. Ma come ti sei combinata? ti piace? Sì, è carino, ma non si può salire in treno così.
Ma che treno, Ferdinando? Oggi andiamo con la macchina dei miei amici. Ah, Vieni, ma non avrei freddo così? mi sono portato un golf. Buongiorno. Buongiorno. Avrà piuttosto caldo però così, eh? Ma no, avrà forse freddo lei. Speriamo di no. Non saluti Marianna? Oh, scusi, Buongiorno, professore. buongiorno. Sta comodi, prego. Bene, allora si va tutti al terminale? No, no, sul Monte Bianco. Guarda un po' questi, suonano i miei dischi. Mi consumano la benzina, il motoscafo lo pago io, non li capisco questi tuoi amici. E smettila. Io direi di andarci a sedere un po' qui dentro all'ombra. Tu che ne dici? Il motoscafo lo puoi anche fermare, no? Carina questa stanzetta. Vero? E ci si sta anche bene. Peccato che Marianna abbia avuto il mal di mare. Secondo me era tutta una scusa. Quei due avevano voglia di star soli. Perché? Ma chi lo sa perché? E così intanto con la scusa che sono andati a terra ci hanno lasciati soli qua. E magari adesso penseranno male di noi. Veramente credi che non possano avere qualche altra cosa da fare? Quanto sei intelligente. E poi magari potessero pensare male di noi. E invece no, di noi non si può pensare che bene. E non sei contenta? Contentissima. Tra poco ci daranno il premio di buona condotta. Che bella pelle che hai. Sì, Specialmente questa qui dei piedi. Che bella domenica. Ma non ti avvicinare troppo. Perché da vicino non ti piace? Mi piaci da fermo. E allora staremo fermi. Fermo e lontano. Ah, vedi che non ti piaccio? Sì, perché il mio forte è quando mi agito e con te non mi sono mai potuto agitare come si deve. E vabbè, sto fermo e attendo ordini. Se mi volessi veramente bene, avresti tante cose da dirmi. Perché secondo te gli altri innamorati di che cosa parlano? Beh, per esempio del loro lavoro, oppure del matrimonio, dei mobili che dovranno comprare, insomma, del loro piccolo nido. Già, il piccolo nido. Perché cosa pensano di farci nel piccolo nido? Prendono la cosa più alla larga, ma gira gira il discorso è sempre quello. Senti tesoro. Uffa, e lascia, non vedi che mi levi il sole? Va bene. Allora parliamo del nostro piccolo nido. Parliamo dei mobili, parliamo... Senti tesoro, il letto con... Uffa, sei proprio monotono. E io non potevo correre né giocare quando ero ragazzo, perché la scarlattina mi aveva lasciato il cuore malato. Tanto malato che quel pomeriggio di giugno, mentre baciavo Mary con l'anima sulle labbra, l'anima d'improvviso mi fuggì. ah, però quello l'ha baciata, Mary. Sì, ma però c'è anche morto. Ma... Senti un po', Ferdinando. Vorrei chiederti una cosa. Ti piaccio io? Che domande, certo che mi piaci. Sai, a volte mi vengono dei dubbi. Quali dubbi? Ma tu credi che se non piacessi potrei stare qua tutto il giorno con te leggendo l'antologia di Spoon River? Ah, perché secondo te leggere le poesie è il tuo modo di amare molto? Beh, sì. E allora cerca di amarmi meno, figlio mio. Non ti capisco. Cosa vuoi dire? Ma che cosa vuoi che ti dica? Che le tue poesie mi hanno scocciata? O che gli uomini si comportano in un modo diverso? Chissà Battista a quest'ora. Ma a che serve dirti queste cose? Tanto tu non le capirai mai. Didi, voglio darti un bacio. Voglio darti un bacio.
Ferdinando, cosa fai? Ferdinando! Ah, come si sta bene? Deficiente! Simpatico il tuo Battista. Anche il tuo Ferdinando, sai, molto. E poi sentissi quando recita le poesie. Io lo pianto. Sai, temo che anch'io dovrò piantare Battista. Non riesco a farlo parlare di matrimonio. Io voglio una cosa, e lui invece ne vuole un'altra. Sì, siamo male assortite. Forse Ferdinando non è un ragazzo delizioso? Ah, sì, hai ragione. Ma non va per me. E anche Battista è Ah, simpatico. sì, cioè no, a me no. Non ti piace? Ma è troppo... A me invece piace. Vedi, Marianna, secondo me la verità è soltanto questa. Noi abbiamo ognuna un paio di scarpe che ci fanno male. Se ce le scambiassimo, sono sicura che marceremmo meglio. Ma vedi, a me Battista in fondo piace. Ma non ti sposa. Sei certa? Ma certissima. Beh, se non sposa me, non sposa neanche te. E tu non ci pensare a me. Vuoi Ferdinando? Ti piace? E va bene, te lo regalo. Ma tu mi cedi Battista, però, eh? Intesi? Lo sa che ci sono delle meduse bellissime qui? Ho affittato un motoscafo apposta per vederle. In queste cose decidono sempre le donne. Aiuto! Non so nuotare! Beh, adesso perché ti sei fermato? Perché siamo rimasti senza benzina. Ah, organizzi e poi si rimane senza benzina. Senti tu, con questa bella domenica mi hai fatto veramente... Vabbè, ci siamo spiegati, ci siamo capiti. Beh, ma adesso come si fa? E adesso si fa che qualcuno va a prendere la benzina. Andrà a prenderla, chi l'ha dimenticata? Ma no, ci va Ferdinando. Per lui una passeggiata, un bagno e tutto Volentieri. No, contento. ci vado io. Vado. Beh, ma non si può lasciarlo andare solo, ti pare? Oh, vaci pure. Col tuo permesso, Ferdinando. Prendiamo qualcosa? Buona idea. Io prendo una Coca-Cola con la cannuccia. Ah, Mi c'è dà il una jukebox. Coca-Cola con la cannuccia e un Campari soda? 50 lire, per favore. Pronto, 50 lire. Grazie. Cos'è che mi stava dicendo prima? No, le dicevo che non mi piacciono i giri lunghi perché io sono un onesto, sono un sincero, ecco. A dir la verità, neppure a Sono me. così anche col cliente, sa. Sì. Ah, io dico subito l'ultimo prezzo, il prezzo franco di porto, perciò prendere o lasciare. E anche con Marianna ho fatto così, soltanto che purtroppo con voi donne. Beh, mica tutte. che Ah, vorrei c'entra? vedere. Bisogna essere un po' ipocriti. Bisogna prendere il biglietto per Palermo per arrivare in Svizzera. Se Marianna mi dice la verità, io so che cos'è la Svizzera per lei. Mi chiami stupido. Dica la verità. Non ci sono mai stata. Possibile? Una milanese? No, volevo dire, Milano è a 2 passi da Chiasso, questo volevo dire. Ah. Che bello! Questa Facciamo un Coca-Cola. No, adesso no, dobbiamo andare. No, Quei due facciamo ci un stanno balletto. aspettando. No, un'altra volta, casomai. Festina lente, dicevano i latini. E sarebbe? Affrettati lentamente. Professore, io con i latini ci vado d'accordo. Dicono che sono tanto pigra. Meglio così. Oggi si corre troppo. Anche in amore. Lo dica a coso, a Battista. Litighiamo sempre per questo motivo. E io non capisco perché. E pensare che la cosa più bella fra un uomo e una donna è l'amicizia. Volersi bene, aver fiducia uno dell'altro. Sentire che l'altro è lì anche quando non c'è. Com'è bello volersi bene così. Sa che non avevo mai notato che lei è così bella? Posso carezzarle i capelli?
Credevo di aver sciupato una domenica, invece... Sa che cosa penso? Non lo dica, per favore, lei deve pensare solo a Marianna. Eh già, è appunto a Marianna che penso. Mi rimprovera sempre di organizzare tutto. E invece sono queste cose impreviste che sono le più belle. Così, per aver dimenticato la benzina. Non la dimentichi più, per favore, chi ci rimette sono io. Sì, soffre. Molto. Anch'io, ma è una dolce sofferenza, sa? Posso dire una parola? Sì. Se non allenta un po', mi stritola le ossa. Ah, grazie. Stringe, stringe. Non potevo respirare. Ma si balla così oggi, sa? No, no. Lei solo balla così. Senta, Andiamo, va. mettiamo ancora quel disco, tu mi fai girare la No, testa. grazie. A me mi gira di già. Beva che è tardi. Un bolletto solo, eh? Andiamo. Quei due si saranno stufati di aspettarci ormai. Beh? Torniamo alle signorine. Ah sì, e di che umore sono? Pare brutto. Venga a vedere quanto è bello il signor Ferdinando. Simpatici tutti e due, alti. L'uomo alto fa sempre la sua figura. Per me, al di sotto di 1,70 m non sono più uomini. Il professore va via da solo. Forse ha litigato con la signorina Didì. Ecco il dottor Gaspari. Che va al solito appuntamento. Signorina, stasera cerca di portarseli in camera. Dici che ci riesce? Ma chi lo sa? Gli uomini cercano lontano quello che hanno sotto il naso. Signorina, il signor Gaspare è più basso di 1,70 m, no? Gli uomini quando sono in ginocchio sono tutti uguali. E quando si rialza? Quando si rialzano il prete ha già detto, vi dichiaro marito e moglie. Oh, che bello. Su, svelta, vai a preparare la cena. Ciao, zia. Buonasera, signorina. Ti è baciata? No, ma ci ha provato. No. Sì. Che mascalzone. Santo cielo, ma cosa te ne importa? Oh, niente, giudico l'uomo. E Ferdinando? Sublime. E portami a casa. No, signore, insisto invece. E sai perché? Perché su in camera mia c'è una lettera di mia madre, con parole affettuose per te. Un attimo solo, saliamo e scendiamo subito. Caro, a me fa tanto piacere, credimi. Ma potevi portarmela tu, no? L'ho dimenticata. E sali a prenderla? Sì. Come? E io ti lascio qui sola, di notte? E va bene, la leggerò domani. Ma lo vedi che non ti importa niente, né di me né di mia madre. Ma no, a me importa moltissimo di te e di tua madre. Ma se salgo su sola a quest'ora in camera tua, tu sai come vanno a finire certe cose, no? Come vanno? Beh, tu lo sai. Io no. Tu lo sai? Beh, lo immagino. Vedi, picciridda mia, tu hai una fantasia morbosa. Lo sai chi è Gaspare Florio, figlio d'Assunta? Un gentiluomo è. E se Gaspare Florio ti dice che tu puoi salire, hai capito? Tu adesso fai belle promesse, ma poi quando saremo su, ti ricordi cosa successe in quel film? Sì, ma io mi so dominare. Ti sai dominare tu? Certamente. E allora? Va bene. T'aspetto qua. Stia tranquilla. L'ha convinta se la porta in camera. Lo sapevo. Siamo in pochi a saper resistere a certe lusinghe. È la tua stanza questa? Chi è? Quella santa donna di mia madre. E perché la metti via? Non deve vedere. Ma cosa non deve vedere? Sta cosa fetosa! Gaspare, ma che dici? Io non ti capisco. Ah, non capisci? Ah, per te questa è una cosa normale, vero? Un uomo, una donna e un letto senza che nessuno lo abbia benedetto col sacro vincolo del matrimonio, per te questa è una cosa normale. E mia madre dovrebbe vedere una simile fedelzia. Gaspare, ma tu mi hai scongiurato di salire. E che vuol dire? Io ho recitato la mia parte di maschio. E tu lo sapevi.
Perché femmina sei? Io l'ho fatta apposta per giudicarti. Ma se io non volevo salire. Ma salita sei. È da oggi che insisto. Dovevi resistere! Shhh! Che una donna per bene non sale nella camera di letto di un uomo manco se ci scippano gli occhi. Te lo dico io. Shhh! Ma siamo fidanzati. E non lo siamo più. E la lettera di tua mamma? Zitta, non lo nominare. Esci da questa stanza onorata. Non sei degna di sposare Gasparino Florio figlio d'Assunta. Ma Battista, lo faccio per lei. Ma certo che posso venire. Se lei deve partire, è meglio che ci vediamo subito. D'accordo? Sì, colta sì, un minuto, che ci metto. C'era? Sì, ci devo andare subito. Perché subito? Parte. Senti, per il principale, trova tu una scusa. Capito? Va bene. Ciao. Ah, bellino quest'affare. Li Sì, vendete sono voi? i nostri campionari di plastica. Dunque, ricapitoliamo. Domenica ci conosciamo, vero? Sì. Lunedì lei si lamenta con me e Marianna di non avere né un ufficio né una segretaria per quando deve andare fuori. Martedì le offro i miei servigi. Mercoledì, che sarebbe oggi, vengo a presentare. Brava. Stia buono, però, Scusi, ma io non credevo che lei facesse sul serio. Stia comodo, fa così caldo. Anzi, se permette, me la levo anch'io la giacca. Certo. Quando parlo di lavoro faccio sempre sul serio. Permette? Prego. Che cos'è questo tavolo? Che disordine. Dunque, questa è la posta da evadere, vero? Sì. E gli appunti per le risposte? Le faccia tutte come questa, in attesa che si apra la nostra filiale di Roma, eccetera, Sì, eccetera. va bene. Allora tengo questa come modello. Ha già preso nota delle ordinazioni? Sì. Bene. Come ha fatto col negozio? Ho chiesto 2 ore di permesso. Senta... Sì? Dica, signor. No, non scriva. Didi, perché si carica di un lavoro extra? Ma mi sembra ovvio, no? Ah, certo. Questo è anche vero. Per arrotondare i miei guadagni. E basta? Certo. Che cosa ha capito? No, perché le sottigliezze delle donne modestamente io le capisco a volo. Parliamoci chiaro, signor Crispi. Il lavoro è una cosa, l'amicizia è un'altra. Odio confondere. Volevo dire, si può unire l'utile al dilettevole. E poi, lei non è il fidanzato di Marianna? Oddio, fidanzato è un po' troppo. Beh, lei non la pensa così. Chi? Marianna? Comunque, se vuole avvalersi della mia collaborazione, deve dimenticare che io sono una donna. Beh, sarà un po' difficilino. Peccato. Buongiorno, signor Crispi. Ma no, venga qui. E che cosa fa? Non è il caso, la prego. Guardi, c'è stato un grosso malinteso, glielo giuro. Volevo dire che io ammiro le donne serie come lei. È proprio sincero? Sincerissimo. Mi guardi nell'occhio. Senta, piuttosto lei non doveva partire? Già, ma solo alle 17:50. Ma è tardi. Bisogna che si sbrighi. Vada a fare la valigia, Vabbè. via. Ma no, non così. Lasci, gliela faccio io. Brava, perché guardi, mi dimentico sempre Ma lo qualche credo, non avete metodo? Bisogna cominciare dal basso. cosa. Per esempio? Scarpe. Scarpe. Ah, scarpe. Niente male questa valigia. L'ho comprata da Valstar a Milano, non costa Ah. neanche tanto. Calzini. Calzini. Ah, ecco. Come mi sdebiterò io poi? Non si preoccupi, mi pagherà secondo i miei meriti. Senta, mi fa un piacere. Sì. Adesso che va a Milano, mi può comprare una valigia uguale a questa, stesso colore. Ma certo. Poi me la scala dallo stipendio. Lo sa, stanotte ho sognato sua madre. Era a letto, malata, e con le lacrime agli occhi diceva: deciditi, figlio, deciditi. Pure io l'ho sognata, stava benissimo. E mi diceva: pensaci bene, figlio mio, pensaci bene.
Maria Rosa, che si mangia del bello stasera? Maccheroni alla chitarra. Non vogliamo vedere che cosa dicono le carte? Dopo. Il signor Gaspare lo sa già quello che dicono le carte, signorina. Professore, venite qua. Venite, vi faccio vedere una cosa. La riconoscete? Come no? È una chitarra. Pensa, da bambino credevo che si suonasse. E ci ho provato anche. Pure io. Poi dopo sono cresciuta e ci ho imparato a fare la pasta. L'ho portata dal paese mio. Ah, brava. Eh sì. Perché io sono di Carpineto. Io al paese ci torno tutti gli anni per la festa di Santo Zopito. Ah, sì? E quale paese? Ma Carpineto? Tu sei di Carpineto degli Abruzzi? Sì, Anch'io. lo sapevo. E chi te l'ha detto? Lo sapevo. Professore, Sì? quando torno al paese per la festa di Santo Zopito, ci venite con me? Sì, ci vengo. Me lo promettete? Sì, del resto avevo già deciso di andarci. Grazie. Ma chi ve le stira le camicelle monache? Perché? È stirato male? Uffa, Mariana, non ha importanza quello che gli dici, non ci sono e basta. Allora vedrai che lui ti dice, proprio peccato, dovevamo andare al concerto, ho i biglietti in tasca e ti guarda, tu sorridi. Allora a questo punto vedrai che gli viene l'idea e ti dice, senta signorina Marianna, sempre composta e gentile, perché non ci viene lei a teatro questa sera con me? E io dico, sì, volentieri. No, lo vedi che non ci sai fare? Tu devi dire che non puoi, che sei stanca, che ti fa male un dente, così lui ti prega, ti scongiura e alla fine tu... Accetto. Ecco, brava, accetti. No, stiamo bene di casa. Sono venuta in città per trovare marito. Ah, e l'hai trovato? Sì, signore. Ma lui ancora non lo sa. Come? Se lui non lo sa, come puoi essere sicura che lo sposi? Com'è l'antica, professore, la donna che decide, no? Ecco le signorine. Maria Rosa, il professore non è ancora venuto? Sì. Titi è rimasta per l'inventario, ritorna dopo mezzanotte. Grazie, buonasera, arrivederci. Va via. Sì, perché io avevo comprato già 2 biglietti per andare al concerto con la signorina. Davvero? Sì, ma se non c'è... Beh, vorrebbe mai lei venire al suo posto, al concerto? e io veramente avrei un po' di mal di denti. Buonasera, arrivederci. Grazie, scusi. Grazie, arrivederci, buonasera. E scusi. Amorevole. Ciao Roma! Uè, Mimma, che fai? Non lo vedi? Sto in ufficio. Ti siedi un momento. No, sono stanco, vado a letto, c'ho mal di testa. Non te va ben con la fidanzata, eh? No, siamo sempre allo stesso punto. È una di quelle che bisogna prima sposare. Ma sarò ignorante, ma certe cose non le capisco. È come entrare in un bar e chiedere un caffè. E quelli ti dicono no, o compra tutto il negozio o niente. Proprio così. Se ne approfittano. Ma Amorevole. beh, che fai? Non vieni? Buonasera, Show Crispy. Buonasera, Carletto. Senti, ci giochiamo un caffè ai dadi? No, te lo offro io perché ho bisogno di un favore. Buonasera, Tonino. Buonasera. 2 caffè. No, un caffè e una camomilla perché a lui il caffè lo rende nervoso. Mi dia i dadi, per piacere. Per me o per te? Per te. Senti, hai visto quella valigia lì? No, lascia stare, te la faccio vedere quando vieni di sopra. Dovresti andare domani da Valstar a comprarne una per me. Costa 20.000 lire. Devo fare un regalo. Domani per me è una giornataccia. E poi domani sera forse torno a Roma. Per me ti sbagli. Perché? Capisco, fare un regalo alla moglie è sempre un valore che rimane in casa, ma non a una fidanzata, che sono cose volanti. Scusa, sii furbo. Sì, ma sbagli tu invece. Perché? Perché non è la mia fidanzata, è la sua amica. Ah, Gioca. Una buona.
Ha ballato con me e quando balla con me una, guarda, è già mia per metà. Per me ti sei un immorale. Guarda da che pulpito viene la predica. Eh sì, l'amica dell'amica non si tocca. Al mondo se ne può far tante di porcherie, ma quella no. Peccato perché a me piace proprio quella, per esempio. Ma non ti sa che ti metti nei guai. Perché? Perché la buona lo direbbe subito alla tua fidanzata, sai, tra donne. Se no, perché verrebbe con te? Ah, perché? Voi donne vi dite tutto? Bombinone, Luca non conosce le donne. Non ti sa che metà del piacere sta proprio nel far dispetto a qualcuno? Gioca. No. Della valigia non ti interessare più perché le dico che non l'ho trovata. Buonanotte padre, buonanotte professore. Buonanotte. Bello il concerto? Sì, Ci è andato solo? sì, solo. Parlando così in generale, lei che conosce tanto bene l'animo umano, Non mi illudo, sa. È un abisso. già, è un abisso. Cosa ne direbbe lei di un uomo innamorato di una ragazza, ma proprio innamorato, e che tuttavia Tuttavia io mi arrocco. s'arrocchi pure. Cosa dicevo? Tuttavia. Ecco, Sì. tuttavia sente l'impulso, come dire, sente il desiderio di un'altra donna. Frequente. Ah, Molto frequente, sì, sì. ed è male, naturalmente. Dipende. Da caso a caso. Scacco la regina. Dove? Col mio alfiere, questo. Ah, Nel caso che io prenda in esame, la seconda ragazza è la migliore amica della prima. è frequente. Ah sì? La si ha sempre sott'occhi. Ed è male, naturalmente. Beh, dipende, eh. Da caso a caso. Ah. Ecco, in questo caso, sempre parlando in generale, anche la seconda ragazza è fidanzata, per cui il peccatore verrebbe a desiderare la donna d'altri. E se la ragazza è solo fidanzata, non è d'altri, a rigore. Ah no? No, perché il fidanzamento non è un sacramento, è una promessa, è un modo di conoscersi, è un utinam. Non è possesso, ecco. Quindi la ragazza in questione non è d'altri, a rigore. Adesso tocca a lei. No, toccherebbe a lui. Ah, dico, se un domani toccasse a me, dico, in questo caso bisognerebbe comportarsi con lealtà, no? Certo. Ma una volta messa la coscienza a posto, bisogna ricordare che il matrimonio è inscindibile, che la scelta dovrà essere oculata, quindi le esitazioni sono comprensibili, lecite, direi doverose. Buongiorno. Buongiorno. Mi dispiace, Didi è dovuto uscire un momento. Lo so, ma non ero venuto per... Senta, vuol venire con me al concerto stasera? Ah, sì, ci vengo. Sì? Grazie. Allora passo a prenderla. Va bene, allora l'aspetto senz'altro. Il concerto è verso le 8:30, 9? Sì, grazie. Mi scusi. Va bene. Ah, scusi. Senta, mi perdona per ieri sera? Non c'è niente da perdonare. Grazie.
anni sono due ragazzi che hanno finalmente realizzato un grande sogno. Poter fare un lungo viaggio. Un giorno... Su, posta. Ecco, e questi sono i guanti della signorina. Che signorina? Sì, la signorina, la sua segretaria. Ah, è venuta ancora? Sì, si è venuta una mezz'oretta tutti i giorni. L'ultima volta la lascia qua i guanti. Anzi, la ga telefonare, che fra poco, subito, la sarà qua. Ma scusa, cosa significa tra poco o subito? Prima c'era il fra poco, adesso sarà subito. E questo gentil pensiero chi è che me l'invia? Ed è sempre la sua segretaria. Ma questa mi vuole, questa mi vuole. E se una ti vuole, tu, Ruggero, che fai? Niente. Tu? Ma io? Che c'è sempre quel signor de là nel salottino che aspetta. Un signore, quando me l'hai detto? Adesso? Oh, signor, ma fallo passare, sarà un cliente. Ma dove sta? De là, de là. Dica. Ah, professore. Buongiorno, io sono venuto per parlarle. E che stava appunto uscendo. Magari me lo dirà qui al bar. Prendiamo qualcosa? No, è meglio di là, perché si tratta di cosa personale. Personale? Sì, e che non può essere differita. Posso? Prego. Che cos'è, una cosa grave? Lo è. Permette? Prego. L'animo umano è un abisso. È d'accordo lei che l'animo umano è un abisso? Sì, un piacevole abisso. Ecco, dicevo, e quando questo abisso si spalanca davanti a noi, non ci resta che una via d'uscita, la lealtà. Dire tutto e agire scopertamente. Beh, dipende da caso a caso. In affari, per esempio, è bene non scoprirsi troppo. In amore, invece, più ci si scopre... Ecco, quello che stavo dicendo è che, appunto nel mio caso, si tratta giusto di amore. Facciamo un esempio, eh? Beh, come vuole, però guardi, è un po' tardi. Facciamolo un'altra volta. No, perché io voglio essere leale. Con lei voglio essere leale fino in fondo. Lei, non so, ha notato come sono vestito io? Ecco, non le dice niente questo vestito? Beh, si direbbe a lutto. No, vado a un concerto. Ah, allora buon divertimento, ma vada, si fa tardi, eh? No, guardi, veniamo al fatto, eh? Con chi crede lei che io stasera vada a questo concerto? Ma non so, con Didì. Ecco, no. No. Ammettiamo invece, per pura ipotesi, sia chiaro, che al concerto vada con Marianna. Farebbe dispiacere a Didì? Ma lasciamo stare Didì adesso che non c'entra. Cosa direbbe lei se io cominciassi a fare la corte a Marianna, alla sua Marianna? Senta, perché non si accomoda? No, sto in piedi, io preferisco. Ruggero, stai per me, fallo accomodare di là, nell'altra stanza, dopo vengo. Qualche volta le apparenze ingannano, sa? Ah, è vero. Io, per esempio, sono timido, ma se mi arrabbio... Allora, come si comporterebbe lei se io facessi la corte alla sua Marianna? Non so, prima di tutto lasci giù questi affari che sono del campionario. Secondariamente, probabilmente non lo verrei a sapere. Faccia conto che glielo dica io? Permette? Allora sarebbe un cretino. No, sarei leale. E per questo esigo una risposta precisa. Insomma, lei mi reputerebbe un mascalzone, sì o no? Le ripeto che dipende da caso a caso. Alle volte ci sono delle attenuanti, il comportamento della donna, per esempio. Non le sembra di essere un po' troppo di manica larga? No, caro professore, io in amore sono per la formula vivi e lascia vivere. Oggi lei lascia vivere me, domani io lascio vivere lei. Perché drammatizzare? Perché? Io forse sono un provinciale. Voi cittadini siete molto più spregiudicati. Ad ogni modo, se questa è la sua opinione... No, io ho capito benissimo quello che lei vuol dire. Ma stia tranquillo perché da me non avrà nulla da temere. Lei è molto sportivo. Grazie. Lei sarà provinciale finché vuole, però ha saputo agire con molto tatto. Mi ha dato una lezione. Bravo, la ringrazio. Grazie molte. Prego. La ringrazio molto. Ruggero, hai visto quel signore lì? No, signor, dormivo. Beh, quel signore che tu hai mandato di là prima, ecco, qui non deve più entrare, né lui né la signorina.
Ma se la vien qua non posso mica Non buttarla verrà. ancora. Non verrà. Ecco. Cosa fai qui? Vai, no? Sono affari miei. Pronto? Sono io, buongiorno. Sono venuta lì tutti i giorni, sa? Spero si sia accorto dell'ordine. Sì, ho visto tutto. Anche i fiori, grazie. Prego, dovere. Stavo giusto venendo lì. Oggi non sono andata al negozio apposta per essere libera. Senta, a proposito di lavoro, io non sono capace di fare quello che vuole lei. No, io non sono un gentiluomo, sono un mascalzone. Ma no, sono un mascalzone, onestamente, glielo dico io. Ma io so difendermi, sa? Ferdinando? Ma no, non è possibile. Ma come può essere? Quello non capisce mai niente, come fa ad aver capito tutto? E poi, senta, non si può parlare qui. Vengo lì, mi aspetti, per favore. Ma sì, sono pronta. Sono prontissima. Pronto? La valigia me l'ha portata? Ah, no. Beh, va bene. Allora arrivederci, eh? Didi, Che fai tu qui? dove vai, Didi? Vado a fare una Per il commissione. negozio? No, per me. Allora ti accompagno, devo parlarti assolutamente subito. Ma no, me lo dici domani, è No. lo stesso. Perché oggi potrebbe accadere qualcosa. E siccome la lealtà... Ah, Ferdinando, ciao! Abbasso. No, devi prima ascoltarmi. Ferdinando, mi sono stufata. Allora abbassa. No, E ma se lei tiene lo sportello aperto? e io lo richiudo. Allora, di che cosa ti sei stufata? Ma vuoi proprio che te lo dica qui? Sì. E glielo dica che così andiamo via. Stia zitto lei. Su, dillo. Mi hai stufata perché mi hai delusa. In tutto. Sì, in tutto. Hai capito? A vederlo non si direbbe. Vuoi forse rimproverarmi di essere una persona leale? Leale? Sei scocciante, pedante, irritante, inconcludente. Insomma, figlio mio, sei un... Un mollacchione. Ecco, un mollacchione. Ecco. Tassinaro! Chi sei tu, non lo so, ma me... I miei sogni sempre t'avrò, mi sfiora il tuo ricordo e mi dà un brivido blu. Io vado a prendere il latte! Ma non l'avevi già preso? Sì, ma è finito. Che prende? Un cognac doppio. Subito. Buonasera, professore. Buonasera, professore. Oh, ciao Maria Rosa. Vai a prendere il latte? Sì. Veramente non ce n'era bisogno. Lo sapete che avevo visto dalla finestra? Ah, Professore, ah. mi serve un piacere. Sì, se posso te lo faccio. Certo che potete. Mi dovete aiutare a scrivere una lettera. Al fidanzato, eh? No, a mamma mia. Va bene, appena capito su te la scrivo, eh? Eh no, è una lettera urgente. Cosa devi dirle? Tutto. Che sto bene. Ed è urgente. Vabbè, sa come si dice. La salute innanzitutto, no? Va bene, ma non ho l'occorrente per scrivere qua. Guarda, tanto fra poco sono su da voi io. Ah, c'è tutto qua. Ma tu proprio non sai scrivere. Male. È la nostra bella processione di Pasqua. Te la ricordi? È dai tempi della laurea che manco dal paese. E non ho più nessuno. Nemmeno io. Neanche tu. Ma come? È tua madre? Ah, beh, sì, quella sì, però sta da un'altra parte. Ah. Senti, Maria Rosa. Sì. Se vuoi ti insegno a scrivere, così invece della firma fai tutta la lettera. Voi siete come vi immaginavo io. Buono e affettuoso. Beh, è il mio mestiere insegnare. Tenete per voi. Per me? Sì. E cos'è? E apritelo. Che bello. È del paese nostro. Lo so, lo so. Grazie.
Cameriere, un altro cognac. Professore, ma ne ho già bevuti 2. E con questo faranno 3. Maria Rosa. Sì. Tu hai mai avuto un fidanzato? No, mai. E allora niente. Beh, però qualcuno al paese mi ha fatto la corte. Ah sì? E dimmi un po' cosa diceva, cosa faceva? Professore, mi fa diventare rossa. No, vedi, è per me. Io ho bisogno di saperlo perché ho una gran confusione in testa. Prima ero innamorato di Didi e adesso mi sembra di essere innamorato della signorina Marianna. E non so come comportarmi con le donne. Non l'ho mai saputo. E allora, cosa fanno gli uomini? Come si comportano? Come tutti. E cioè? Ogni tanto allungano una mano e noi gli diamo uno schiaffo. Ah, forte? Fortissimo. Senti, Maria Rosa, e non ti è mai capitato qualcuno diverso? Uno come me, insomma, che invece di allungare una mano, come dici tu, ti dicesse delle poesie, te le leggesse? E si è preso uno schiaffo pure lui. Schiaffi anche per le poesie? Per tutte le porcherie che c'erano dentro. Ah. Vedi, Maria Rosa, oggi è arrivato il giorno anche per me. È arrivato il giorno degli schiaffi. Voglio farmi fare una faccia così. Un altro cognac, ma doppio. Va bene? Buon divertimento, professore. Ciao. Ah, ho qui i suoi guanti, li aveva dimenticati da me. Lo sa che per poco non li trova Ferdinando? Capirai che pericolo. E lei si è messo subito paura. No, ho paura, no. Odio le complicazioni, io sono un pulito. Però non capisco, è la prima volta che mi comporto da gentiluomo e subito offendo qualcuno. Ma io non sono offesa perché lei si è comportato da gentiluomo, ma perché pensava con me di potersi comportare male. E stava fresco. Io? Ma... Ecco. Oh. Oh, siete voi? Buonasera, signorina. Buonasera, cara. Buonasera. Beh, con permesso, eh? Prego. C'è Marianna? No, non c'è. Permette che l'aspetto qui, vorrei invitarla al Oh, cinema. prego, si accomodi. Grazie. Sei troppo femmina, sei un incanto d'amore. Femmina, sei la regina dei... Ah, buonasera, dottore. Buonasera. Tanti auguri a lei, tanti auguri... mi scusi, ma non è per Oddio, lei. non sarà il compleanno di Marianna? No, no, Beh, ma è per una persona alla quale tengo molto, un'amica. un'amica vestita da uomo, a quanto vedo. Oh, lei ha scoperto il mio segreto e allora mi aiuti, lei che è un uomo mi dica, ho scelto bene. No, una cravatta a postiglie. Oh, cos'è, non va? È per il signor Gaspare? Ormai sa tutto. Beh, questo gatto mariage è un po' eccessivo. Lo champagne italiano, Oh, rose gialle. ma... Ma per Gaspare va bene. Ah, sì? Sì. Oh, allora senta, dottore, mi dica, lei che è uomo e settentrionale, mi dia un consiglio. Qualche consiglio? Prima di tutto, lei che cosa vuole essere per quest'uomo? Materna o seducente? Oh, beh, una moglie. Ma questo è un fatto che viene dopo, perciò pensiamo prima alla seduzione. E per pensare alla seduzione ci vuole atmosfera. Qui, atmosfera zero. Oh, Perciò, penombra, penombra. Chiudiamo qui. qui? Spegniamo questa. Queste appliche dove si spengono? E qui? Oh, è lui! Calma, Un momento, le candeline, presto, le candeline. L'aiuto io, eh? La signorina Marianna è in casa? Mariana Didi? Marianna, No, l'aspetto qua. prego. Chi è? È il professore? Oh, io non sono qui, non lo voglio vedere, no. Ma perché? Perché no? Continuiamo, eh? Dunque, lui entra da lì, viene qui e vede deserto. E lei la mettiamo là, ecco. Qui. Oh,
che bella sorpresa! Lei si mette qui in una posa molto semplice. Ecco, accendiamo questa. Il ginocchio così. Oh, ma che cosa mi fa fare? Vuole un consiglio o no? Oh, sì, ma questo no, io mi vergogno. Mi lasci fare. Oh, su, la prego, ma come? Oh, io mi vergogno. Beh, sa cosa c'è di nuovo? Addio? Oh no, dottore, la prego, non mi abbandoni. Va bene. Ecco, guardi, faccio tutto Va quello bene, che vuole. allora metta il ginocchio così. Così? Oh, Lui entra di là. no, ma la prego. Dunque, così. Sigarettini. Ma io non l'ho mai fumato. Impara. Boccate lunghe e voluttuose qua. Buonasera. Aspettare me. Sì. Mi dispiace, sono in ritardo. Te lo faccio subito, mi cambio in un momento. Cerchi il bagno e la porta presto. No, cercavo lei, perché stasera non andiamo più al concerto. E dove andiamo? Andiamo a ballare, a divertirci. Ma c'era Brahms. Non le piace Brahms? Brahms? Un altro molacchione. No, andiamo a sentire della musica eccitante. Professore, ma cos'ha? Mi trova diverso, eh? E lo sono. Su, via, si cambi, che questo non è ancora niente. Beh, allora esca per favore. E se non uscissi? Beh, io non mi cambio. Ah. Professore, esca subito! Perché? Lei mi piace e io cerco di vederla. Andiamo, non imiti Battista. Ma chi imita Battista? Io sono un uomo come lui. Professore, Mm? ci tiene alla mia amicizia? Sì. Beh, allora non mi faccia arrabbiare ed esca subito. Io sento che se esco faccio la figura del fesso. E va bene. Allora rimanga qua. Però si voti dall'altra parte. Su? Vabbè. Tanto di lei mi posso fidare. E invece io mi volto e le do un bacio. So bene che non è il tipo lei. Perché non sono il tipo io? Beh, perché lei è un tipo incapace di fare certe cose. Ah sì? Adesso io mi volto sul più bello. Va bene. Si volti pure. Tanto il più bello è finito. Mi aiuta per favore ad allacciare la lampo? Sì. Non mi faccia male. No. Grazie. Se io le dessi un bacio, cosa farebbe lei? Le darei uno schiaffo. Forte? Fortissimo. Mascalzone! Ma non fare la commedia, si vedeva benissimo che ci stavi. No, guarda che io e Mariana eravamo d'accordo. Su cosa? Che mi dava uno schiaffo dopo, no? È arrivato un po' in ritardo il tuo schiaffo. Ma Didì, perché dici queste cose? È un violento, sai, mi stava quasi ammazzando. E tu salti addosso alla mia amica così, vergognati! È colpa tua. E perché? Mi hai dato del molacchione e io volevo dimostrare che non era A vero. me lo dovevi dimostrare, non a lei! E a te che ti piacevano i poeti. E mi piacciono ancora, sai? Si vede. Posso alzarmi? Sì, ma per andartene. Esci fuori da questa casa. No, mi dispiace. Prima devi dirti che io non volevo. Non voleva. Ah, meno male che lo riconosce. Credo che sia ubriaco. Fare quello che ha fatto. Permesso? Disturbo? No, prego, si accomodi. Scusate, mi era parso d'aver sentito la voce di Marianna. Sì, venga qua, senta. Tanto non c'è niente da nascondere, no? È vero o non è vero che io e lei avevamo fatto un patto secondo il quale lei in un certo senso mi autorizzava... A che cosa? Li ho trovati per terra che si baciavano. Chi? Permette? Questi due.
Ma come? Io stavo di là ad aspettarti. Senti, io non ne sapevo niente, sai? È lui che mi ha aggredita. No, adesso basta, lei mi spiegherà, va bene? Ma come? Lei ha detto che in amore è per la teoria vivi e lascia vivere. Ma io gliel'ho detto in generale. No, lei l'ha detto in particolare, mi ha fatto chiaramente capire che non le sarebbe importato niente se avessi fatto un po' di corte a Marianna. Cosa dice? Cazzone, anche tu! Ma come? Ma come, ne ho presi 2 prima io? Ma cosa me ne importa? Diciamo la verità, allora, lei mi ha fatto chiaramente capire che non le importava niente se tra me e Didi, dica se non è Sì, così. per ringraziarla del favore che mi ha fatto dicendomi che non importava se facevo la corte a Marianna. Si scambiavano le donne, i signorini. Come? Ma scazzone, vattene fuori, sai, non ti voglio più vedere, Ma vattene! certo. E va bene, me ne vado. Cosa me ne faccio di una donna che si fa baciare da tutti e come fa la difficile? Me ne vado. Vattene, non ti voglio più vedere! Ma scazzone! Fuori anche tu. Vattene! Ipocrita. Sì. Grazie. Io sono mortificato. No, se le dico grazie. Detto fra noi, di Marianna non ne potevo più. E poi quando una donna mi dà uno schiaffo, per me ha toccato il fondo. Perciò la pianto. Allora io dovrei lasciarle tutte e 2. Lei faccia come crede. Ma a me perdere Didi mi dispiace. Poteva pensarci prima, però. Perché ha baciato Marianna? Non lo so. Sono sempre così indeciso io. La sua è un'indecisione che fa comodo. Però, guardi, con quella faccia non me lo sarei mai aspettato. Che cosa? Ma come cosa? 2 donne per volta. Ho trovato chi mi batte. Ma io devo fare la pace con Didi, perché se mi ha dato lo schiaffo vuol dire che mi vuol bene ancora. Allora devo fare la pace con lei, no? Ognuno con gli schiaffi che prende ci fa quello che vuole. Ha capito? Marianna, vieni qui. Che c'è? Lo vedi dove vanno quei 2? Al bar. Sì. E da lì ci telefonano e ci chiedono scuse? Sei sicura che ci telefonano? Come si vede che la nostra amica non conosce gli uomini, vero Filippo? La cosa più importante adesso è di non fare mosse sbagliate. Cosa intendi dire? Oh, dunque, alla prima telefonata non si risponde, alla seconda si insultano e alla terza si comincia a cedere facendo sempre un po' le sostenute. Dici? Maria Rosa, che cosa fai qui? Niente. E lo scambio? No, è meglio lasciar perdere, ci ho ripensato, sai, non è onesto. E poi sono loro che volevano scambiarci a noi. Mi dà un gettone, per favore? E poi è tutta colpa mia. Ho già dei rimorsi miei, non mi aggiungo anche i suoi. Ma lei si rende conto che noi siamo No, stati... niente, telefoniamo adesso, eh? No, io per primo mai. Ma no, non tocca, tocca a me per primo. Io mi faccio dar Marianna e poi gliela passo, va bene? Uffa, no! Su, non faccio così, poi sarà più contento anche lei. E poi, in questo caso, tocca agli uomini fare il primo passo. Mi date un cremino? Lei è un bel dire. Lei tiene a Marianna come io tengo Didi. Io telefono, eh? Un gettone solo non basta. Perché un gettone solo non basta? Perché dovete telefonare almeno 3 volte. Un altro litro di latte. Alla prima non rispondono, alla seconda fanno finta di non sentire e alla terza cominciano a cedere facendo le sostenute. Perché tu sei la loro confidente? Sì, Quando l'hanno detto che avevano la faccia seria e grave? serissimo. Buonasera. Ma no, non ha sentito. No, non le facciamo queste 3 telefonate. Andiamo fuori e le mandiamo al diavolo. Su, andiamo, Stanno fresche. Avevamo già il gettone. Il gettone si butta via, così evitiamo le testazioni. Senti, tu sei quella che conosce gli uomini, vero? Guardali. Hai visto come hanno telefonato? E tu me li chiami uomini? Stanno diventando troppo amici quei 2. Guarda. Adesso mi telefona. Chi ne sai se telefona a te? Ma cosa fai? Aspetta almeno che suoni. Ah, già. Pronto? No, sono Marianna. To. Pronto? Hai pure il coraggio di telefonarmi. Sono qui e ho tanta paura. Paura di tutto. Non mi sarei mai aspettata un affronto simile proprio da te. Ma come? Ma se anche... Ma anche quello che ho fatto l'ho fatto per paura, sai.
paura paura di non trovare il coraggio. Non trovare il coraggio di piantarla col fatto di aver paura. Vieni giù, ti spiego tutto. Ti devo parlare. Per spiegarti delle cose. Delle cose che qua al telefono non ti posso dire. Devi scendere, per favore. Io ti voglio tanto bene. Come dici? Ti voglio tanto bene. Ti voglio tanto bene. Come? Ti voglio tanto bene. È una persona qua. Scendi giù. Non lo so se scendo. Forse sì e forse no. Io aspetto, eh? Aspetta, se credi. Sei troppo femmina, sei la regina. Beh, allora scendi. Potrei anche scendere, tanto a me non salta addosso nessuno. Ma non scenderò. Permette? Posso? Un momento, vorrei fare un'altra telefonata. Grazie. Scusi, potrei avere un altro gettone? Faccia presto, per favore. Sì, un minuto. Grazie. Pronto? No. Sono ancora Marianna. E per te? Ma potevi dire che non c'ero. Pronto? Chi è? Ah, sei tu. Ma che vuoi? Un minuto, eh? Allora scendi? Non lo so. Forse sì e forse no. Ma io è già 4 ore che aspetto. No, stanno chiudendo qui. E va bene, aspetto. Fuori. Aspetto fuori. Va bene. Sì. T'aspetto. Scusino, eh. Buonasera. Buonasera. Buonasera.
Didi! Didi! Svegliati! Oddio! Che c'è? Ti senti male? Ma tu non sei scesa? Mi svegli per questo. Ma non puoi farlo aspettare giù così. Quello sta ancora là. Tu non conosci gli uomini, Marianna. Ma quello sta nel suo letto che russa, dormi. No, non è il tipo. Sono sicura che sta giù. Va bene, va a vedere, va. Se è ancora lì che aspetta, ti giuro che scendo e gli perdono tutto. Va a vedere. C'è? No, non c'è più. Marianna, quante cose ti devo ancora insegnare. Professore? Oh, Maria Rosa. No, la Coca-Cola al mattino, no. Ma no, c'è il caffè caldo dentro. È già zuccherato. Bevetelo così alla cafona. Fa freddo, la notte? Cosa fa fare l'amore, eh? No, era già pronto. L'ho appena scaldato. E poi, tutto per niente. Non è neanche scesa. Ma io vi ho fatto cenno che non veniva giù. Sono stato un'ora sul terrazzino con lo spazzolino. Ha tutti quei segni. Sai che non ho mica capito io. Ad ogni modo mi sta bene, me lo merito. Quando uno ha la fortuna di avere una ragazza come Didi. Che fortuna. Beh, forse siamo un po' diversi. Che fortuna. Ad ogni modo Didi è una ragazza quasi completa. Dio mio. Magari non sa neanche cucinare. Nemmeno un uovo sodo. E non sa stirarsi nemmeno un fazzoletto. Beh, cosa vuoi? Per un uomo come me, una donna colta... Oh sì, sì, deve essere molto istruita. Deve sapere proprio tutto. È per questo che non la vedo mai con un libro in mano. Che legge a fare, sa già tutto. Professore, io devo andare a messa. A messa? Sono già le 7. Le 7? Ma io devo scappare al collegio. Professore? Sì. Da domani le camicie ve le lavo e ve le stiro io. Va bene, ciao. Grazie del caffè, eh? Bene mio, ieri sera le nostre 3 vacche hanno figliato. Pronto? No? No, non c'è. No. Arrivederci. Chi era? Nessuno. Non lo so, ma nei miei sogni. Là, che piacere sentirti. Come stai? Meno male che ti trovo di persona. Sono qui a Roma, come che si dice, in viaggio di affari. Ma ti devo vedere. Non te lo posso dire per telefono, scusa. Ti devo vedere di persona. Sì, va bene, dai, sbrigati. Ti aspetto, ciao. Pronto?
Per favore, vuole vedere se c'è adesso il signor Crispi? Ciao, sono io. In questi giorni non ti ho mai trovato. Sì, d'accordo. Però tu non mi hai mai chiamata. Perché non ho potuto, ho avuto da fare. Allora, dimmi. Beh, sei tu che devi dire. Io, in fondo... Ma insomma, io che cosa ti ho fatto? Sì. Scusa, io... Ma non dire così! Beh, io non sono venuta in camera tua perché... Ma insomma, tu vuoi sposare una ragazza onesta o una... Che cosa? Ma che dici? Ma sei impazzito? Cosa hai detto? Oh! Ma io non ho mai sentito parolacce simili! Come perché lo capite? Beh, le capisco, perché sei un vigliacco, sei un materialista, sei un essere abietto, ecco che cosa sei! Ma adesso è finita, hai capito? È finita sul serio! È finita! Non faccia così, signorina Marianna. Pozzo? Chiedo venia. Spezza il cuore vedere la virtù così punita, ma non disperi. Hai visto che schifoso materialista che è? Ecco appunto, perciò le dico, signorina mia, la virtù trova sempre il suo premio. Mi guardi, signorina mia, mi guardi. Ma perché tutti gli uomini vogliono sempre la stessa cosa? Signorina, non le dice niente il mio sorriso. Cirillino mio, qui va a finire che se rimango zitella ci sposiamo io e te. Ma quale Cirillino? Qua c'è Gaspare Florio, figlio di Assunta. Ma lei che vuole? Altre volte ho fatto la mia prova del nome e dell'onestà, ma con lei non ce n'è bisogno. Perché? Perché lei, signorina, dopo quella telefonata che io ho sentito con queste mie orecchie, è lebata, Allora? E allora si alzi. Io credo che mia madre sarà ben lieta di conoscerla. Ma che cosa vuole lei da me? Ma sposarla, signorina mia, è mezz'ora che parliamo, allora... Ma questo è il colmo! Ma solo per il fatto che mi ha vista piangere, crede che sia così a terra! Ma non si è mai visto nello specchio lei! Si guardi, si guardi! Signorina, lei badi alla sostanza e non all'apparenza. Il suo fidanzato sarà un bell'uomo, ma ha visto, farà butto, Battista, il mio Battista sarà quello che sarà! Ma è 1000 volte meglio di lei, hai capito? E poi io gli voglio bene! E non lo voglio perdere! Non lo voglio perdere a qualunque costo! E adesso vado da lui per fare la pace! Chi è? Dov'è? Elsa è là. Ciao, Marianna. Ciao. Devo parlarti. E quella è la tua stanza? Sì, tesoro, ma sediamoci qui, perché le pensioni sono pettegole. No, lo dico per te, sai. Va bene. Le brutte cose che mi hai detto. Sì, le avrò dette male, ma sono vere, e la vita è così. Guarda, Che disco è? guardalo bene, non te lo ricordi? Come? Non te lo ricordi? Non ti ricordi più quel giorno nella cabina? Non l'hai neppure comprato. Così, te l'ho portato io. Grazie, tesoro. Ce lo risentiamo insieme, vicini vicini. Vuoi? Ti voglio tanto bene.
Certo, tesoro. Ma ora che mi ricordo, ho il giradischi rotto qui. Oh, no, non qui, è brutto. Brava, dove vuoi andare? Non so, in un posto bello. Al Grand Hotel. No. Sul motoscafo. Sul motoscafo, ma è notte ora. Ma stasera c'è la luna. Ma sì, sul motoscafo. Come volevi tu domenica scorsa. Ma sì, tesoro. E se finiremo sugli scogli? Pazienza, che ce ne importa? Chi c'è in camera tua? Nessuno. Sai, forse mi sono dimenticato la radio accesa. Tieni, vengo subito. La spengo, eh? Resta lì! La vuoi smettere o no con questa radio? Ma cosa ti succede? Hai visto che l'avevo veramente dimenticata? Mia cugina, la mia fidanzata. Molto piacere, signorina. Contenta? Sul motoscafo ci vai con tua cugina e non con me. Tieni! Marianna, aspetta, ti spiego. Porco Giuda, proprio stasera dovevi venire qui tu. Ma è colpa mia se il mio cliente di Roma mega brucia il E paglione. sei venuta da me per questo? Eh sì, perché mi servi i soldi per tornare in sede. Mm. Oh, Va bene. la Gera è tua fidanzata, vero? Sì, la mia fidanzata. Oh, che confusione. Sì, già. Dammi. Ma tutti? Sì, tanto dopo faremo i conti a Milano, eh? Ciao, bambini, grazie. Ciao, eh. Ah, senti, adesso che quella se n'è andata, io potrei restare. No, vai! Mannaggia, questa è una scalogna nera. Accidenti. Se mi cercano, io sono andato un momento in lavanderia. Va bene. Professore! Professore! Sei arrivata? Sono fatta una corsa. Ma perché hai corso tanto? Perché ho capito che a voi vi piacciono le donne che non vi fanno aspettare. È vero? L'ho appena finite. Senta, sono ancora calde di ferro. Come ti batte forte il cuore? Sì. Bisogna che mi vada a mettere seduta. E allora? L'hai detto alla signorina Didi che ho telefonato tante volte? E gliel'ho detto sì. Ah. Venite qua che vi racconto tutto. E allora? C'ho la risposta. E dammela. Bene mio. Bene mio. Ieri sera le nostre 3 bacche hanno figliato. Che roba è questa? È la lettera di mamma mia. Cosa interessa a me di tua madre? Voglio dire, adesso non c'entra. Voglio sapere Didi che cosa t'ha detto. Come io volete bene voi a Didi. Senti, e adesso è a casa? No, è uscita. Uscita? È andata al cinema. Al cinema? Eh sì, appena saputo che aveva telefonato lei è andata subito al cinema. Professore, chi me la legge la lettera di mamma mia? Ah, già. Bene mio. Ieri sera le nostre 3 bacche hanno figliato. E così la stalla è piena. Il grano, 80 quintali ricavati dagli 8 ettari che abbiamo. Hai 8 ettari? Ah. Adesso perciò non c'è più bisogno che stai a servizio. Ti puoi anche sposare, anche subito. Sono contenta che hai conosciuto un giovane che ti piace tanto. Ah, brava. Ma questo non gliel'abbiamo scritto noi. Le mamme capiscono tutto. Ah. Le mamme, eh? Un giovane che ti piace tanto e che peccato che è fidanzato con una che lo fa scimunire con tutto che lui è pure professore. Le mamme... Capiscono tutto. Certo che la tua capisce tanto, eh? Sono sicura che anche quest'anno verrai per la festa di Santo Zopito, che è domani, domenica. Il treno parte alle 10:27, binario 5, non puoi sbagliare. Professore, ci venite? È tanto che rimanete a fare a Roma. La signorina Didi mi ha messo in castigo. Vedi, Maria Rosa? Sì. Io ci verrei con te, se tu non commettessi tanti errori. E che errore ho fatto?
Hai scritto Zopito con 2 P. Non è vero. Infatti, l'hai scritto con una P, ma l'hai scritto. Sì, l'ho scritta io. E adesso dammela che voglio leggerla tutta. No. Adesso no, mi vergogno. Ma quello non è Didi. Ce n'ha 2. Oh, se n'è fatta una nuova. Ammazzilo che forza che c'è il professore. Mo' io do una mano io. Che fai? Io smorzo il lampione. I miei ragazzi, piccoli delinquenti. Professore, è arrabbiato. No, anzi, a dirti la verità, sono contento di sapere che sai scrivere. Grazie. Guarda che se per me puoi anche riaprire gli occhi, sai? Ma che pensa? E tu che pensi? Io niente. Neanch'io. Oh, non penserà mica che sono innamorata di lei, vero? No, ma però... Però si sbaglia di grosso, perché di lei non me ne importa proprio niente, ecco. Vi lascio tutto quello smorfioso della signorina Didi, tanto lo so che siete innamorato di lei. E queste ve le fate stirare da lei, così un'altra volta ve le brucia tutte, ecco! Ah no. Eccolo qui! Professore, venga! Ferdinando, ciao. Madonna, mi sembri uno straccivendolo. Che fai con quelle camicie? Le ho ritirate adesso dalla stireria. Te le hanno stirate bene. Vuoi stirarle tu? Te le brucerei tutte, guarda. Se loro permettono, io... Ma no, per carità, devo dirgli soltanto 2 parole, sa. Vorrei andare al Palatino domani, ci tenevi tanto, mi ci accompagni? Interessante. Che fai qui, Maria Rosa? Scusi, signorina, ma il professore si è dimenticato di darmi le camicie sporche. Ah. Sì, perché gliele stiro io. Vestirà lei. Eppure queste, va. Allora mi ci porti? Dove? Al Palatino. Ah, già, sì. Reverendo, Eh? lo sa che domani è la festa di Santo Zopito? Santo Zopito? Eh sì, è la festa del paese mio. Ah, professore, io domani non posso venire a portare le camicie, vado al paese. Sa, c'è la festa, ho fatto una promessa e le promesse... Come vedi, sono generosa, visto che Maometto non è andato alla montagna. Guarda, Didi, che io ti ho telefonato parecchie volte a casa. Eri tu che non c'eri. Ma come, tu mi hai telefonato? Sì? Ma non mi ha detto niente nessuno a me. Con chi hai parlato? Non so. Come, non lo sai? Era voce di uomo o di donna? Andiamo. Era un uomo, voce di uomo, sì, era un uomo. Mi sembra strano. Beh, adesso vado. Arrivederci, reverendo. Grazie di tutto e mi Di scusi. che? Da tempo volevo conoscerla. Grazie, molto gentile. Arrivederci. Ciao. Ciao. Andiamo, Maria Rosa. Allora ti aspetto alle 11 domani al Palatino. Ciao. Ciao. Buonasera, reverendo. Figliuola. Le piace? Quale? Quella. Ah. Io credevo l'altra. Non ti dico appena m'ha vista. Ha cominciato a piangere, a supplicarmi di far pace. Insomma, mi ha fatto tanta pena che alla fine gli ho detto va bene, ti perdono. C'è Battista! Chi c'è? Battista! Non lo voglio vedere. Shh. La convinca lei, signorina Desdemona. Didi, se non le dispiace. Sì, cara, io non ho tempo, ho tanto da fare. Sì, lo Sono sappiamo. così occupata. Hai visto che è venuto? Alzati, non fare la cretina. Alzati, Marianna. Beh, Ma io non ho niente da dirgli. lo so, ma se è venuto avrà lui qualcosa da dire a te. Lasciami in pace. Ma non lo capisci che se non ci fai pace non puoi fargliela pagare, eh? Mettiti le pantofole. Su, da brava. Pum! In alto le mani! E dai, ridi. Sei ancora arrabbiata? Sì. Facciamo la pace? No. Andiamo in motoscafo? No.
Andiamo in motoscafo. E baci con quella. Marianna, guarda che ci vado. Marianna, guarda che ci vado. E baci, baci, baci. Marianna, ci vado. Ah, e baci. Ci vado. Ah. A Sacrofano c'è una trattoria in una grotta di tufo. È un posto freschissimo. Potremmo mangiare lì. Fanno un pollo alla cacciatora delizioso. Signorina Carlotta, lei ha sempre i pensieri più simpatici. In fondo la vita è fatta di queste piccole cose. I piaceri del palato, una bella casa confortevole. Bravo, quando si è giovani queste cose non si capiscono. Allora, ciao Marianna, noi andiamo. Zia, esco con voi. Ti annoierai, cara. Senti, zia, ti prego, portami subito al mare a Fiumicino. Ma veramente noi volevamo andare a Sacrofano. Ho lasciato andare Battista in motoscafo con la cugina. Beh, se va con sua cugina. Tu non sai che tipo di cugina è. E tu perché non hai fatto pace? Dunque, domenica scorsa sei venuta con quei 2 deficienti. Oggi hai portato tutta la famiglia. Vorrei proprio sapere che sei venuto a fare su motoscafo con quella là. Se ti arrabbi vuol dire che lo immagini, no? E poi del resto mi ci hai mandato tu. L'avevi fatto arrabbiare. Mi perdoni. Chi è? Ah, è lei. Cosa c'è? Lei sarebbe la cugina carnale del Signore. Sì? Beato lui. Perché? Perché io una cugina così carnale come a lei non ce l'ho mai avuta. Guarda. E questo perché l'hai portato? Per sentirlo con quella là, vero? No, con te. Poi, visto che non sei venuto. Signorina? Cosa c'è? Lei è signorina? Certamente. Signorina di città o di campagna? Beh, veramente, ad essere sinceri, io sono nata nel Veneto, insomma, ma la mia professione la esercito a Milano. Serve altro? Per il momento no, grazie. Detesto chi si apparta quando si va in comitiva. Lo trovo ineducato, villano. Hai ragione, zia, scusa. Tutto per colpa tua. Per colpa dei tuoi capricci. Zia, ti senti male? Un po'. Oh, digli che vada piano. Rallenta, non fare così! Lasci! Battista, fermati! La zia si sente male! Dobbiamo Bene, andare! non dubiti. Fermati! Qui si balla, Mi balliamo, lasci, ho no? detto! Torniamo indietro! Scomone! Stia tranquilla! Basta! Voglio scendere! Fermati! Sia cavaliere, eh? Ciao, che tipo è quel tuo amico? Non ci andare che non becchi una lira, è tirchio. Grazie, buon divertimento. Ciao, zietta. Addio, ragazzi, siate prudenti, eh? Sì, ciao. Vogliatevi bene! Sì! Finalmente soli, io e te fra cielo e mare. Tra cielo e mare. Ah, perché non ti spogli? Fa così caldo, non ti pare? Fa caldo, hai ragione. Mi vuoi bene? Aiuto! Oh mio Dio, annega! Battista! Aiuto! Salvami! Come devo fare? Torna indietro! Aspetta! Aiuto! Cosa devo premere? Non lo so! Gira! Gira, vieni! Aiuto! Ti sposo! Ti sposo! Allora sarà forse perché ci conosciamo solo da poche ore. Ma l'amore, colpo de fulmine. Sì, guarda, conosco sti fulmini. Uno con la scusa che si innamora. Quando è al dunque, el paga un'ostrega. Ma quale osce, che io un caffè ti volevo offrire.
Ecco. E ti avevo pure giurato che ce lo saremmo andati a prendere nel soggiorno. Dove guarda combinazione, che sei un bellissimo e comodissimo divano. Ma insomma, allora, santo benedetto Dio, le mie parole a niente valgono, niente. No, E se io te lo giurassi sulla persona che ho più cara al mondo? giura su chi te par, ma io su con te non ci vengo. Oh, Senti, io sono Gasparino Florio, figlio d'Assunta, e ti dico che se tu non sali sopra a prendere un caffè dopo tutto quello che io ti ho detto, tu offendi non solo a mia, ma anche alla persona sulla quale avrei giurato, mia madre. sentimi ben, Gasparino, vieni su intanto. Io sono la Mimma di Milano. Mi dispiace tanto per la tua mammetta, ma io su con te non ci vengo neanche se ti mi ammazzi, hai capito? Ciao. E va bene, non mi vedrai mai più. Sai quanto che ci rimetto? Ciao. Fermate, fermate, non ti muovere, fermate, non ti muovere. Santa sei tu. Ma cosa fai? Zitta, non dire niente, vieni con me. Dove? Zitta, In macchina. non dire niente. Ma dove ti mi porti? Alla stazione ti porto, c'ha mezz'ora arriva mia madre. Dove siete stati? Vi ho cercato dappertutto. L'ho trovata! Ho trovato la ragazza finalmente degna di Gaspare Florio! E di sua madre Assunta! Buongiorno. Non ci credevo più. A che cosa? Che veniva. Quando io prometto? Eh sì, ma avevo pure detto che andava al Palatino. Sì, ma al Palatino non potevo scoprire le tue bugie. Quali bugie? Perché non hai detto alla signorina Didi che ho telefonato tante volte? Perché sì. Avevi un motivo molto forte. Fortissimo. Va bene, ho capito. Dove va? Cerco un altro scompartimento, non c'è posto qua. No, gliene ho lasciato uno io. Aspetta. Ma e gli altri viaggiatori quando è che verranno? Qua. Tutta sta roba. Ma questa è tutta roba mia. Così stiamo più comodi, no? Ah, professore, se c'ha fame, qui c'è della cacciata molto buona. La signorina Carlotta la fa venire apposta dall'Abruzzo. E tu piuttosto cosa hai detto alla signorina Carlotta? Gli ho scritto una lettera. Ah. Quando torni quella ti caccia. Non può perché non ci torno. Cerchi un altro servizio? Non vado più a servizio. Ma allora? Non è vero che andavi al paese soltanto per vedere la festa di Santo Zopito? E che uno spende tutti questi soldi solo per Santo Zopito. E così hai detto un'altra bugia, eh? Sì. È sempre per quel forte motivo. E tu? Ce l'hai pure tu un motivo? Maria Rosa. Sì. Oggi vengo a casa tua. Parlo con tua madre e le dico che ci sposiamo. Ti ho sorpresa, eh? Lo sapevo. Beh, sarà una bella sorpresa per tua mamma. Lo so già. E chi gliel'ha detto? Gli ho fatto un telegramma. Maria Rosa. E adesso lo sai cosa faccio? Sì. Mi dai un bacio? No, hai sbagliato. Te ne do 2. È tutto bagnato. Ecco, prenda questo. Questo. Sì, grazie. Cerchi di calmarsi, non faccia così. Piantarmi così per una cameriera. Ah, se lo lasci dire da me che sono un confessore. Guardi, cameriere e duchesse fanno le stesse cose. Fazzoletto. Ma gliel'ho dato. Senta, ma è proprio sicura di amarlo tanto, fino al punto da piangere? Ma come se piango, scusi? Non mi capita mica spesso. Va bene, ma c'è pianto e pianto. Posso farle delle domande? Domande? Sì. Ma faccia pure se crede, tanto è inutile, ormai è andato. No, voglio dire, lei ha provato mai gelosia per il suo fidanzato? Beh, sì. Una volta gli ho dato persino una sberla. Perché? L'ho trovato che si baciava con la mia migliore amica. Ah. Sì. Beh, quella era una sberla giustificata.
Io penso che se invece di innamorarsi di Maria Rosa si fosse innamorato della sua amica, ecco, le sarebbe dispiaciuto meno. Certo, il colpo sarebbe stato meno duro. E vuol dire che non ne era veramente gelosa, quindi non lo amava. Ma c'ho un magone. Magone perché è andato, come dice lei, ma passerà presto e passerà presto. Ma perché l'ho perduto? Ho fatto di tutto per piacergli, sa? Ho mangiato carote come un cavallo, mi sono fasciata come una mummia, niente. Lui diceva che gli piacevo, ma non me lo dimostrava mai. E in che modo avrebbe voluto che glielo dimostrasse? E che ne so io? Certo che dopo mi sarei venuta a confessare. Bene. Ho capito tutto. Ma che cosa? La penitenza che ha avuto è giusta. Se la meritava. Ma perché? Perché ha commesso troppi errori. Io non ho fatto niente di male, sa? Quali errori? Gliene dico subito uno, guardi. Si preoccupi meno di piacere agli uomini e più di capirli. Forse ha ragione. Lo sa che lei è molto simpatica? Può darsi. Dicevo... Si è fatta prete per vocazione? Quando il suo fidanzato, Ex. Ferdinando, insomma, Sì, ecco, ex. la conduceva a visitare i musei, non so, le rovine, i ruderi. Lei si annoiava? Mortalmente. Vede, non lo amava. E non lo amava perché quando si ama veramente si prova un piacere sincero per tutto ciò che piace all'altro. Già. A lei piacciono molto queste macerie? Macerie? Quelli sono i resti del palazzo di Augusto. Vi abitava interessante. l'imperatore. Quello è lo stadio di Domiziano, costruito nel... Ma adesso lo sto annoiando io, eh? No, per carità, lei spiega così bene. Ah, sì? Molto. Lo stadio di Domiziano serviva ai giochi dei... Senta, queste cose se le faccia spiegare da una guida. Buongiorno. Ma reverendo! E poi dice fai la carina. Il fazzoletto! Reverendo! Una lapide, vi dicevo, su cui è stata trovata un'iscrizione che dice Ippodromus Palazzi. Ora questo ci fa pensare che il luogo fosse destinato a giochi, corse di bighe, di cavalli, corse podistiche. Qui invece ci troviamo di fronte ai residui Permesso? dell'acquedotto severiano. Permesso? Scusi se l'ho disturbata, signora. Prego. Ai residui dell'acquedotto severiano, il quale prende nome dall'imperatore Settimio Severo che costruì il complesso, o meglio, il complesso era già stato costruito da Domiziano, lui lo adattò a uso termale. Ora, da che cosa comprendiamo questa destinazione, diciamo, termale? Dalla presenza di mattoni forati nelle pareti, dalla presenza di un rialzo nel pavimento che doveva servire evidentemente al riscaldamento, La interessano queste cose, signorina? Le rovine? Moltissimo. Bene. Brava. Molto bene. Allora, ragazzi, diamo ancora un'occhiatina allo stadio di Domiziano, vero? Rivediamo questa vasta arena, adibita alle corse, vero, ai giochi, e adesso andiamo ad affacciarci sul Circo Massimo. Venite, ragazzini. Dunque, sul Circo Massimo. Anche questo luogo è... Ecco, forza, una bella corsa, andate ad affacciarvi sul Circo Massimo. Perché ho sempre pensato che il Circo Massimo... Prego.